bella gioventù, ho passato, i pantaloni corti, tu scegli caldo e freddo, erano in pantaloni corti. E in più, nello sciscone non c'era mica quello di nuda, quello scaldato non ce n'era mica. E on a toujours, siamo stati sempre così e siamo stati sempre in buona salute. La sola cosa che abbiamo avuto la ricchione e un rossetto. Non avevo tanto a fare, ma ciò che non avevo, ci partoria e spartiamo. Spartiamo in tutto il mondo spartia qualcosa nei nostri paesi, mica che non mettono in dialogo. La più piaciuta è stata dopo la guerra, perché io ho vissuto quando la guerra, avevo 44, avevo 10 anni. Quando la guerra è stata dura da fare, perché è importante la mezzettini, ma ce ne veniamo sempre. Oltretutto dopo, o peggio è stata quando eravamo a maggiorità un po', verso 16 anni per qui, perché non c'era nulla. C'era nulla. Davamo usamere andiamo a fare legna. Quasi tutti i giorni ci veniva una sammerata di legna, tanto in tanto ci vendiamo per farci qualche soldo, per dargli faccio la carta. Tutti quanti mi facevano così, se la verità è. Tutto, c'ho da regrettare tutto, anche l'amicizia, lo spartimento, spartiamo tutto noi. Quando per esempio, quel che sia tombato un porco, diamo Orazio, che si chiama Orazio. Te porta questa a Carolina, porta questa a Francesca. Mentre no, se è finito, tutto è perso, tutto. Ah boh, e altro certe volte partite raiaccio. Attraversate questi paesi non c'è mai nimmo. Annanzi c'era il mondo. Quando passate nei paesi c'era un mondo di dialogo. Non c'è più nimmo. Ciò che ci salvo di noi sono tutti questi giovani che cantano. Io ho conosciuto in Parigi, Regina Bruno, tutti questi qui. Siete formidabili. Ci riuniamo tutti. Che si riunisce nei corsi in qualche dopo. Taglio avere nella nostra gioventù. E è che c'è da salvare, c'è da salvare la nostra gioventù. Sono tante cose. C'ho da avanzare, più che non possiamo c'ho da avanzare. E da avere confidenza nella nostra gioventù.